Rossano Veneto, Rosà e Cittadella unite sotto il segno dell'Unione Europea in un progetto che potrebbe portare ad interventi migliorativi in tutti e tre i comuni, sia nella riqualificazione del paesaggio urbano che nella viabilità. 6 giovani architetti polacchi hanno abitato per 6 mesi sul territorio lavorando ad un progetto per la piazza Rossano Veneto, per la viabilità a Cittadella in zona nord Borgo Bassano e ad una formazione sull'efficientamento degli edifici scolastici nella scuola a Rosà. Questi progetti sono funzionali alla partecipazione ad un bando europeo sui finanziamenti diretti. Se questo bando verrà fatto e noi possiamo accedere, arriveranno i soldi, è chiaro che con i denari si fanno molte cose. Ed è questa la chiave dell'intera vicenda, l'accesso a fondi europei diretti. Per questo tipo di contributi, che sono molto importanti, è essenziale avere una rete di comuni di enti europea. A Rossano il progetto ha coinvolto anche il parroco del paese, Don Paolo, ma come si sono immaginati la nuova piazza Duomo di Rossano questi giovani architetti? Una piazza su 3 livelli con una scacchiera di trea all'inizio che ripropone l'antico gioco della trea che si giocava a Rossano in piazza negli anni 60-70. Che attraversa nella sede dell'attuale patronato una serie di percorsi che raggiungono Villa Caffo. Il progetto sulla viabilità in Borgo Bassano ha convinto il sindaco di Cittadella Piero Bon. È un progetto che mi ha convinto, hanno portato delle idee diverse da quelle che noi avevamo, qualcosa che sicuramente andrà ad essere messo in atto, ad integrare quello che già abbiamo intenzione di fare.